Al Monsignor Sanguinetti di quarto si affrontano Priaruggia Gimora e Resistente per uno scontro che permetterebbe al Pria di volare a più 8 e consolidare il quinto posto, mentre per gli ospiti potrebbe essere l'ultimo treno per provare a inseguire la corsa playoff. Parte subito forte la Resistente al quinto minuto con questo gol capolavoro di Cirillo che al volo e senza guardare la porta insacca sotto all'incrocio il gol dell'1-0, quarto gol stagionale per il numero 11 ospite. Neanche il tempo di festeggiare, il Priaruggia si riversa subito in attacco alla ricerca del gol del pari che arriva all'11° minuto con questa iniziativa di Zero che calcia in porta, salva tutto il difensore ospite ma Tagliavacca arriva per primo e a portiere battuto segna il gol del pari. Si tratta per lui del sesto gol stagionale. Priaruggia che non si accontenta e continua a tenere alto il ritmo, ancora con Zero che questa volta cerca in mezzo all'area Finotti al quale Pais dice di no. Sul finire della prima ripresa però il direttore di gara nega al Pria un calcio di rigore per questo contatto tra Umbrina e Cordone e noi come al solito ci affidiamo alle nostre immagini. Al terzo della ripresa la Resistente che ci prova con Ippolito solo davanti a Imperato ma spreca tutto calciando a lato. Non sbaglia invece Finotti all'8° minuto quando il Pria arriva in area di rigore con questa azione da manuale tutta di prima che il numero 8 conclude di sinistro 2-1 e seconda rete stagionale per il giovane 2003. Altro episodio da moviola per il Pria, al 13° Borgiani entra in area di rigore trattenuto dal numero 5 avversario, secondo il direttore di gara è tutto buono e fa proseguire. La Resistente non vuole mollare ma sbatte sul muro Imperato, prima in uscita su Pecoraro pescato bene da Gerbaudo dove compie letteralmente un miracolo e successivamente su questa occasione direttamente la palla inattiva, sempre su Pecoraro al quale ancora una volta dice di no. Esce il Priaruggia al 43° con questa iniziativa di Tagliavacche che tocca bene per Casablanca ma Zinnari da buona posizione calcia alto. Ma è solo il preludio di quello che avviene un minuto più tardi quando uno scatenato Borgiani lascia sul posto due avversari e serve la palla del 3-1 a Luongo che segna con un perfetto destro a giro. Esplode la panchina del Priaruggia per il quinto gol stagionale del suo capitano. 4 minuti dopo il 90° il direttore di gara fischia 3 volte e il Priaruggia rimane saldamente in zona playoff.